Prima le assemblee nelle 7 province venete, poi le elezioni dei rappresentanti provinciali, ora la ricerca dei temi più importanti per scrivere il programma elettorale ed eleggere i rappresentanti regionali. Entra sempre più nel dettaglio l'attività del Veneto che vogliamo, la rete di liste civiche e di associazioni che vogliono sfidare il governatore uscente Luca Zaia alle prossime elezioni. È necessario arrivare a livello regionale cominciando dai temi, perché sono i temi fondamentali. Qui stiamo parlando di lavoro, di sanità, di sociale, di ambiente, di trasporti, sono tutti temi che toccano la vita dei cittadini e ogni territorio ha le sue peculiarità. I temi sono già segnati: sanità che deve essere pubblica, mobilità sostenibile con i mezzi di trasporto su rotaia da potenziare, sensibilità ambientale, lotta alla criminalità organizzata. Una mobilità diversa all'interno di questa regione permetterebbe a questa regione di avere un livello della qualità dell'aria diverso ed è una cosa importantissima, lo vediamo anche nei movimenti che stanno nascendo dal basso e soprattutto nei giovani. Altro tema caldo, quello del sociale. Per il sociale siamo già a buon punto, abbiamo parlato di immigrazione, abbiamo parlato di politiche dell'abitare, abbiamo cercato di dare un'inquadratura generale anche alla questione volontariato. Ogni cosa è stata proposta, ripetuta e ridiscussa da tutti quanti. Sul fronte politico, quello indicato da tutti come probabile avversario di Zaia, al momento non scopre le carte. Candidatura al momento non ce n'è nessuna, nel senso che io sono semplicemente un portatore d'acqua ad un'idea. E l'auspicio è veramente di riuscire ad essere degli elementi di aggregazione tra tanti mondi e che questo nostro progetto sia condiviso anche dalle forze politiche, perché io sono convinto che sia un progetto solido. La prossima settimana la direzione regionale del Partito Democratico deciderà se unirsi a questo movimento e se esprimere un candidato unico. Difficile che i cosiddetti civici appoggino un candidato che non sia loro e per il momento escluse anche le primarie. Ma io non credo che il movimento del Veneto che vogliamo proponga delle primarie, perché in questo momento rischiano di essere divisive più che capaci di amalgamare questi mondi.